La Nuorese reagisce da grande squadra al passo falso di 7 giorni fa nel derby con l'Alghero e supera per 2-0 il Seregno, tornando così in vetta alla classifica del girone. Al quadrivio si è vista una Nuorese motivata e determinata che ha subito comandato la gara, costringendo il Seregno sulla difensiva. L'11 di Mario Petrone ha dominato per l'intero arco dell'incontro, costruendo numerose occasioni da rete, non concedendo niente all'11 lombardo. Nuorese è vicina al gol al 17esimo con un'azione personale di Troianiello che semina lo scompiglio in area ospite, ma la conclusione di La Tartara è respinta da un difensore. Al 20esimo ancora Troianiello protagonista di un'azione personale conclusa con un sinistro respinto di piede da Nicoletti. Alla mezz'ora ci prova anche Georges Dossou, ma ancora una volta Nicoletti ribatte. La gara si sblocca finalmente al 46esimo, calcio d'angolo battuto da Emerson e zampata vincente di Gianluca Festa per l'1-0 con il quale le due squadre vanno al riposo. Al sesto della ripresa la Nuorese chiude il match, bella azione e assist di Francesco La Tartara per Troianiello che infila un diagonale di rara precisione nell'angolo opposto. La Nuorese controlla poi la timida reazione del Seregno e sfiora in diverse altre circostanze il terzo gol. Dopo Alghero una reazione importante, come conferma ai nostri microfoni Gianluca Festa. La squadra ha reagito bene, ma noi lo sapevamo che siamo una buona squadra. Purtroppo c'è stato un brutto episodio, la sconfitta di Alghero. Ci siamo ripresi subito, siamo sempre consci della nostra forza, il campionato non è finito, come non eravamo in C2 prima non lo siamo adesso. Sono 6 partite che dobbiamo giocare alla morte, cercare di vincerle tutte, poi il campo dirà la verità su questa squadra.